perché un nuovo libro su Luciano Cecchinel? Beh, anzitutto perché è un libro curato benissimo da un editore bravissimo che mi ha seguito passo passo anche nell'impaginazione, in tutti diciamo, i tempi della costituzione del libro, insomma, quindi sicuramente lavorarci prima è la parte fondamentale, ma poi per rendere un prodotto che sia di qualità ci vuole insomma, che ci sia della gente che ci sa fare. E questo libro è nato come tesi di laurea, ma poi ci ho lavorato negli anni, diciamo è un lavoro di più di 3 anni a livello materiale, che poi è culminato in un invio fatto per scherzo ad un premio, il premio Arcipelago Itaca, che è il nome di questa casa editrice marchigiana, e lì è risultato primo, ex aequo con un'altra monografia di Cristina Babino, e questo ha fatto sì che prendesse forma editoriale, diciamo al primo tentativo, per cui è stata un'occasione festosa, soprattutto perché aiuta a rendere omaggio a una delle figure poetiche più importanti, penso, del panorama italiano contemporaneo e non solo. Abbiamo un anno e mezzo di vita circa e nulla, abbiamo deciso di essere folli perché abbiamo puntato esclusivamente sulla poesia, c'è evidentemente molta passione su questo, soprattutto passione, e in Italia ci sono autori bravi, sia come potenziali romanzieri, nella fattispecie come poeti, perché Paolo è un ottimo critico, il suo lavoro è stato eccezionale, ci abbiamo messo dei mesi a lavorarlo, ma ne valsa veramente la pena, però per noi editori di poesia non si può prescindere dal pubblicare anche testi di autori giovani, siano essi autori, siano essi critici, perché in Italia, nonostante tutto quello che si dice, la poesia interessa. Come è avvenuto l'incontro con l'autore Paolo Stefan? Sì, il primo contatto è stato per via epistolare, perché mi aveva scritto una lettera dicendomi che stava facendo una tesi su Andrea Zanzotto e se potevo creargli un contatto. Poi ha proposto la tesi specialistica su di me e l'ha fatta, e quindi lì la relazione si è alimentata attraverso contatti vari ed è sortito questo lavoro. E una curiosità, come ci si sente ad essere protagonisti appunto di una monografia scritta da una persona con cui si è stretto un legame amicale, insomma, nel tempo? Sì, beh, la prima che era stata fatta è quella pubblicata da Marsilio, era a cura di Alessandro Scarsella, ma recuperava gli atti di un convegno fatto su di me a cura dell'unità Ca' Foscari. E lì appunto non c'è stato il contatto continuo come qui, c'era un contatto più rarefatto, telefonico, e invece qui c'è stato un contatto diciamo di prima mano, perché la distanza non era molta dalle nostre due residenze e quindi è stato più facile anche nutrirsi a vicenda e anche avere degli stimoli stessi da lui attraverso le domande che mi venivano fatte.